Terza corsa dal Savio, confronto per sole femmine di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri, 12 al vieto per il tiro di Erin Stecca. Lo schieramento: 1 Elegant AS, 2 Elettrica Trio, 3 Eclisse Matto, 4 Elizabeth Dinò, 5 Enjoy ZS, 6 Elegant Wish. Seconda linea: 7 Elite, 8 Enjoy Top, 9 Estelle, 10 Eleanor DJ Lux, 11 Eletta Pax, 13 Evelyn Cole. Macchina che stacca con la velocità iniziale di Elegant Wish, che cerca di sopravanzare gli avversari, si avvantaggia, deve ancora convergere però alla corda, lo fa però in meno di 100 metri. Gran partenza di Elegant Wish che Carmine Piscuoglio porta a condurre nei confronti di Elettrica Trio, mentre è partito molto bene Evelyn Cole dalla seconda fila, che va in terza posizione. La squalifica per Elegant AS. Numero 9 Estelle squalificato. Come anche Estelle. Intanto in quarta posizione c'è Enjoy ZS. E i primi 400 metri scorrono via in un velocissimo 29,2, con Elegant Wish che va via di gas. In seconda posizione per Elettrica Trio, poi in terza c'è Evelyn Cole per corsie esterne Eclisse Matto, mentre risale in terza ruota Enjoy Top. Enjoy Top in poche battute si porta sulla battistrada e con uno strappo al passaggio davanti alle tribune le toglie il comando. 1 minuto e 2 decimi con un parziale in 14,7 che vale sicuramente almeno mezzo secondo di meno per Enjoy Top, che va a completare 1 chilometro in 1,15 netto. Numero 2 Elettrica Tanto Trio. ha sbagliato anche Elettrica Trio, che viene squalificata. Vediamo in vantaggio Enjoy Top quando siamo a 500 dalla conclusione. E cerca ora di progredire Eletta Pax dalla terza posizione. Eletta Pax progredisce, supera Elegant Wish, va in seconda posizione, non riesce però a trovare la schiena della leader, che è nettamente in vantaggio all'ingresso in addirittura d'arrivo. Enjoy Top e Roberto Vecchione che raddoppiano il successo ottenuto in apertura. Enjoy Top facile al traguardo, viene a concludere in 1,15,4 il secondo posto per Eletta Pax, che precede Elite, che finisce bene nel finale. Raddoppio quindi per Roberto Vecchione per il team Elert, questa volta per conto della scuderia Mary Forever, a solo davvero di questa Enjoy Top, che dopo la corsa di rientro ha mostrato di essere salita ulteriormente di condizione e vince nettamente sulla sorpresa Eletta Pax, che corre molto bene, parte terza dalla seconda fila. Al terzo posto chiude Elite con bel finale.